Il santo di oggi è San Luca Evangelista. Il nome Luca deriva dal latino Lucanus, col significato di proveniente dalla Lucania. Altre fonti rimandano l'origine al latino lux, che vuol dire luce. Ogni anno il 18 ottobre si celebra la giornata mondiale dello squash. Lo squash è uno sport spesso valutato simile al tennis, ma si svolge in un ambiente completamente diverso. Con 4 pareti che fanno gioco, richiede il doppio dell'impegno fisico, poiché la pallina, battuta con la racchetta contro una o più pareti del campo, rimbalza meno che nel tennis e richiede incessantemente velocità di movimento. Uno sport che ha radici antiche e che oggi conta numerosi appassionati in tutto il mondo. La giornata mondiale dello squash è stata istituita nel 2014 in memoria di Derek Sward, un atleta scozzese deceduto nell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001. Il 18 ottobre 1886 Edmondo De Amicis pubblica il libro Cuore. Scritto sotto forma di diario tenuto da Enrico Bottini, ci racconta l'Italia di fine Ottocento attraverso le avventure che il ragazzo vive insieme ai suoi compagni di classe. Alcuni personaggi sono diventati celebri, come la maestrina dalla penna rossa e il perfido Franti. Tutte le storie tristi avevano il compito di fornire dei valori da seguire, come l'amore per la patria e il rispetto per i genitori. L'opera ispirerà il film del 1948 con Vittorio De Sica e lo storico sceneggiato della Rai. Ma che si intende per vantaggio meccanico? Tutte le macchine applicano il principio del vantaggio meccanico, che è una misura dell'amplificazione della forza. Significa che è possibile trasformare un movimento grande in uno più piccolo, ma con potenza maggiore. Per esempio, aprendo con una leva il coperchio di un barattolo di vernice. Ma può anche funzionare al contrario, come quando un pescatore applica una forza all'estremità più grossa della canna da pesca per far percorrere un ampio arco alla punta. Un movimento maggiore comporta una potenza minore e viceversa. Buon weekend ai 12, oggi il sabato inizia con una luna in Vergine che è desiderosa di un po' di calma e con Venere che chiede a tutto lo zodiaco comfort, pace e un po' d'amore. Ariete, per voi, seppure in opposizione Venere, è molto ben recuperata da tutta una serie di aspetti collaterali, per cui è molto sopportabile per adesso. Inizia un weekend quindi di pace con l'amore e con il partner in cui avete il bisogno di stare un po' da soli. Toro, la vostra giornata oggi vede una Venere iperattiva e una stupenda luna di trigono, una luna che vi aiuta a ordinare le idee, ad analizzare la situazione e quindi a rassicurarvi in questo periodo in cui il destino vi sta chiedendo di fare delle scelte molto impegnative. Ora potete parlarne con calma e rifletterci su tutto il weekend. Gemelli, la vostra situazione zodiacale oggi vede una bellissima Venere di trigono e una quadratura della Luna. Probabilmente non va mai bene, nel senso che non vi contentate mai in amore, si è aperto qualcosa di nuovo, ma non vi piacciono alcuni atteggiamenti. Lavorateci un po' su, rifletteteci un po' meglio e cercate di dare spazio al partner per esprimersi e per stupirvi. Cancro, la vostra giornata zodiacale oggi è veramente ottima, proprio perché la Luna è amica in trigono e ha ripreso ottimi rapporti con Mercurio e Marte, la onda per cui oggi potrete godervi una giornata di comunicazione affettiva molto più serena e placida, mentre ancora Giove vi fa desiderare qualcosa di complicato da ottenere, ma che col tempo troverete una strategia per raggiungere. Leone, la vostra giornata è piena di tante visioni nuove, di tanti incontri nuovi, di qualcosa che sboccia nel vostro cuore come un'apertura verso gli altri. La vostra posizione lavorativa peraltro si è consolidata, vi sentite più sicuri, sereni e stabili.
Vergine, luna oggi ospite nei vostri gradi, una luna che finalmente ha fatto pace col vostro pianeta Mercurio e con l'aggressivo Marte, e quindi rimette tutto in sesto e c'è bisogno di un po' di riposo ogni tanto. Questo weekend infatti utilizzatelo bene per rendervi esenti da tutta una serie di pesi e stress lavorativi. Bilancia, per voi oggi Venere sta compiendo un vero e proprio miracolo, riesce a dialogare con varie parti dello zodiaco dandovi stimoli e input decisamente importanti. Voi Bilancia per adesso avete forte il desiderio di rimettere un po' le cose a posto con i nuovi e vecchi progetti. Scorpione, per voi oggi la luna è una luna di sestile, una luna ben recuperata, Marte e Mercurio non sono più in sofferenza e la luna vi è amica, porta amici, oggi la luna è divertente e vi trascina in 1000 nuove situazioni sociali molto piacevoli. Sagittario, per voi oggi la luna è ancora di quadratura e Giove su quel sole insiste perché il tarlo che avete nella mente diventi una realtà. Aspettate che i tempi siano maturi e dedicatevi in questo weekend un po' più alla casa che avete trascurato un po'. Capricorno, per voi la luna oggi è stupendamente di trigono, per cui ottimo periodo per voi che razionalizzate sempre e che trovate sempre una maniera per rendere tutto un po' più solido e concreto. Questo bisogno di concretezza oggi sarà con voi. Acquario, una giornata oggi all'insegna dell'amore. Venere riesce ad addolcire persino voi che siete a volte un po' così meccanici e presi dalle vostre cose tanto da non vedere gli altri che vi chiedono un po' d'attenzione. Cercate quindi oggi di dedicarvi a chi vi ama o semplicemente vi vuole conoscere. Pesci, oggi la giornata vede la luna ancora in opposizione, una luna che però riesce a farvi captare alcune cose intorno a voi. Le conferme arriveranno da Mercurio e Marte, che ancora una volta le vostre intuizioni sono quelle esatte. Il 18 ottobre 1975 nasce ufficialmente il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, una fondazione privata con lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale italiano attraverso il restauro e l'apertura al pubblico dei beni storici, artistici, naturalistici ricevuti per donazione o eredità. L'espressione inglese out on a limb sembrerebbe simile al nostro trovarsi in un limbo, ma in realtà significa fare qualcosa di rischioso o di estremo, che finisce per metterci in una posizione di debolezza. Insomma, trovarsi in una situazione difficile sentendosi un po' appesi al filo. Il matto di cui parleremo oggi è il poeta tedesco Heinrich von Kleist. Uomo tormentato, ha un crollo psichico dopo il fallimento del piano per uccidere Napoleone. Si innamora della figlia di un ufficiale, le invia 200 lettere in 2 anni, ma lei decide di lasciarlo e a quel punto desidera morire. Giunge a dare alle fiamme il suo libro perché si rivela un insuccesso, per poi riscriverlo di getto a memoria. Alla fine decide di lasciare la scena in tutti i sensi e muore suicida a soli 34 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Anche l'Olimpo è deserto senza amore. E anche oggi chiudiamo la puntata all'insegna dell'amore. Non dimenticatevi di tornare domani per un nuovo episodio dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.